Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro manetto veneziano. Oggi parleremo di problemi karmici per chi crede al karma e di non come risolverli perché i problemi karmici chiaramente hanno dei legamenti che derivano da vite passate, sempre per chi ci crede. Ma come a tutti il colpo. Ma prima di fare questo, il vostro manetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda, al canale del vostro manetto veneziano. I link sono sotto qui in descrizione, di venirci a trovare nei nostri gruppi social in cui stiamo rilanciando un gruppo di Facebook Radionica, Radiostesia, Teologia ed Ermetismo, siamo più di 1300, sempre su Facebook, il link è sotto qui in descrizione, e di venire anche nel sito capitano.alterista.org dove stiamo ristrutturando sia il sito, cioè sia la sezione dei sigilli dove ci sono varie spiegazioni e questo si ricollega a un po' alla tematica di questa pillola. In più vi ricordo che appunto c'è una sezione shop dove i vari sigilli partono da 120 euro e una sezione dove si possono scaricare gratuitamente 20 ebook, di cui 4-5 di chirologia, cioè lettura della mano, e gli altri tutti di radiostesia e radionica. Ne hanno già scaricati più di 150.000 e il Marietto Veneziano ha regalato all'umanità quasi, direi anche di più, di 2 milioni di circuiti radionici e, circuiti radionici e quadranti radiostesici con tutte le istruzioni. In più ci sono, se sei in questo canale per la prima volta, ci sono più di 1300 pillole in questo canale dove il Marietto Veneziano dà dei piccoli input. Bene, parliamo un po' del karma. Io adesso faccio un esempio, no? Tanto per eh, avere un quadro generale, no? Generalmente noi facciamo delle azioni e le azioni provocano delle reazioni, delle conseguenze, no? Alcune volte alcune persone nascono piene di salute, piene di possibilità di fare, altre volte nascono con dei freni tirati a mano, altre volte nascono con delle patologie, altre volte meno. Oppure durante il cammin facendo escono delle problematiche fisiche, soprattutto dopo i 45 anni cominciano ad attivarsi certe problematiche, sia per il catabolismo della persona, sia dal fatto che il karma esce, sia perché nella vita precedente non si è lavorato bene, sia perché anche in questa vita si è fatto qualche piccolina, c'è qualche piccola crepa nel muro e di conseguenza escono queste, come si suol dire, queste situazioni che allarmano, tipo, non so, mh, patologie oppure ossa che si incominciano insomma, a non reggere più, no? E allora, chiaramente, questo discorso, lo prende in esame gente che le hanno provate tutte, dottori, medici, avvocati, insomma di tutto, no? Forze dell'ordine, c'è gente che arriva dall'esoterismo, dall'esoterista ormai spompato, no? E io ho sempre detto che bisogna curare la stalla quando è bella piena e non quando le vacche sono scappate. Ma ormai la storia è questa, la gente arriva all'esoterismo un po' perché le ha provate tutte e ci tenta. Se entra dalla porta giusta trova l'esoterista giusto, se entra a porta sbagliata trova quello che magari fino a qualche anno prima rubava le autoradio e via dicendo. Se è riciclato, un riciclato sicuro. Però ammettiamo che vi sia sempre andata bene e a un certo punto vi escono delle problematiche. Io posso raccontarvi la mia esperienza così per darvi un'idea. Ci sono alcuni effetti karmici che sono pesanti, comunque lo dico, proprio perché si è sbagliato tutto, si è sbagliato tutto nella vita prima e anche in questa vita, proprio perché si arriva dall'esoterista ormai spompi, si è fatto una caterba di errori, no? Di solito quando uno arriva o dall'esoterista o cerca soluzioni tout court sui vari social, no? Che vediamo gente che incomincia a predicare a destra e a sinistra fra un bollito, una spippatina di sigaretta e un'occhiatina a di che colore sono le calze del vicino di casa, sapete quelle situazioni da film di Totò, da massaie che spiffano a destra e a sinistra. E quindi ci sono anche esoteristi un pochettino in erba, diciamo così, no?
E quindi capita che se beccate uno di quelli, se prima andavate male, alla fine lì la vedo brutta. Ma parliamo di casi in cui anche il marito iniziano ha visto le cose, posso parlare per me stesso. Anni fa, proprio per il mio fisico, dietro la spalla mi usciva sempre del sangue e però quando controllavo, mi svegliavo la mattina con la maglietta intrisa di sangue e pus, no? Ecco, tiravo fuori la maglietta e praticamente era sporco e non capivo da dove veniva. Pensavo che era un piccolo brufolino, però di brufolini non c'erano. E questo spesso e periodicamente succedeva quando ero giovane, ai tanti, vedevo sempre che succedeva che la mattina maglietta bianca e dietro trovavo, sembravo quasi o il Padre Pio o il Gesù Bambino che aveva queste stigmati dietro. Ma cosa è successo? È successo che conoscendo più o meno 10 anni fa una brevissima veggente, senza sapere di questo caso qua, mi aveva spiegato che nella vita prima ero un mistico che stavo in Tibet e aiutavo la gente povera che veniva con del cibo a darmi da mangiare e io in Tibet cercavo di fare giustizia a queste persone qua. E poi c'è stato uno che mi ha coltellato dietro la spalla ed è praticamente questo accoltellamento mi ha creato una ferita eterica nel corpo astrale. Quindi io praticamente mi sono portato a livello karmico questa ferita. E periodicamente, ultimamente di meno, mi sgorga ad esempio del sangue e anche dei batteri morti. Roba del genere. Però questa cosa qua mi inficia poco, cioè nel senso non mi ha mai fatto problema se non il fatto di cambiare la maglia più spesso. E via dicendo. Questa gente chiaramente non sapeva questa reazione del corpo, però mi aveva detto, guarda che tu nella vita precedente eri un mistico, stavi in mezzo alle montagne del Tibet, venivano le persone, poi a un certo punto uno ricco, uno prepotente ha mandato un sicario, ti hanno ucciso con una coltellata sulle spalle. Però io avevo un karma sicuramente positivo, no? Infatti mi ha spiegato che quella persona che poi mi ha coltellato, cioè tra virgolette io l'ho riconosciuta un giorno nella vita ed è nata gravemente, insomma, lesa, no? Ma quando dico gravemente lesa, della serie la mettiamo dentro una stanza e non la facciamo più uscire per tutta la vita. Comunque questo è un caso che posso testimoniare, ma vedo tanti altri casi di persone che a un certo punto della loro vita incominciano ad avere delle problematiche fisiche karmiche, nel senso che gli va sempre tutto bene, poi magari il ginocchio cede, proprio perché hanno gestito male la vita prima, avevano un bonus, mettiamolo giù così, un bonus assicurativo karmico, e poi si sono trovati in questa vita che hanno gestito male proprio per mancanza di conoscenza, perché il vostro maledetto spiega sempre che l'istruzione costa, ma l'ignoranza a un prezzo impossibile. Quindi, come prevenire queste cose qua? Come cercare di attutirle? Perché è chiaro che il prezzo karmico alla fine si fa, è come fare un viaggio da qui a Roma, si può fare tranquillamente a piedi, e chiaramente diventa lungo, no? Oppure si può prendere un bus, un treno, un aereo, insomma, qualsiasi mezzo che una macchina, una bici, che allevia, fa sentire meno pesante questo prodotto. Allora, uno dei mezzi più, tra virgolette, semplici da applicare sono i circuiti radionici, no? I circuiti radionici sono, almeno quelli del Marietto Iniziano, sono gratuiti, si attiva o si cerca col numero BUSBI una soluzione, oppure praticamente un'altra soluzione che è più onerosa, chiaramente, ma ha dei risultati secondo me più interessanti, è che vi si può attivare un sigillo che il Degard è brevissimo a fare e che può aiutare, non dico che toglie il peso karmico, perché il peso karmico non si può togliere, ma può alleggerire il peso del viaggio. Quindi voi se avete qualche problematica seria o la ricerca del lavoro o l'allontanamento dell'abbondanza non so, i litigi con vicini, allora si attivano, si chiede una ricerca, un'indagine per trovare il sigillo che fa il vostro caso e chiaramente si commissiona il regalo 120 euro e 20 più spese di spedizione. Questo è un metodo per
in un certo senso alleggerire il karma, cioè non è che se io faccio un sigillo dalla mia schiena esce meno sangue, però chiaramente avrò meno problemi fisici per questa problematica che mi porto dalla vita precedente. E io ero un mistico, secondo quella veggente, che stavo nel Tibet a aiutare i poveracci. Allora, perché rispondo a questo? Perché ci sono persone che mi contattano e facendo un'indagine radionica o radiostesica, no, si vede che c'è qualche dolore, sebbene siano dei sportivi eccezionali, si vede che ci sono dei dolori che con questa vita, ci sono delle problematiche che con questa vita c'entrano poco. È proprio qualcosa retro nella vita precedente. È chiaro che questi sono dei piccoli aiuti che si possono attivare, fare per iniziare. Perché vi ho sempre detto che c'è la Chiesa di Stato che ogni sabato, domenica o festività o giorno della settimana continua a perpetuare riti a loro vantaggio, no? Riti propiziatori. Quindi se una persona o anche i re i faraoni, i principi, chiamateli poi come quando capivano questo, o anche i direttori o gli studi notarili o gli studi medici, cioè parlo per cose che so, cioè ci sono delle fasce di persone che sanno l'importanza o dei riti propiziatori o dei sigilli e li attivano sempre quando vedono che c'è una mancanza, una discrepanza. Adesso io parlavo del karma, ma può esserci anche una discrepanza, ad esempio sul lavoro, cioè un bisogno importante. E il sigillo che cos'è? È una piccola stampella che non è che fa miracoli, ma diciamo aiuta a plasmare tra virgolette, il karma, ma il corpo eterico della persona per arrivare ad avere una vita più equilibrata. Certamente questo video non è che lo sta guardando il tipo che litigherà al bar per una partita di calcio, lo guarderà gente o che ha delle conoscenze esoteriche o che è curioso a livello esoterico o che vuole migliorarsi. Quindi il sigillo, e soprattutto i sigilli salomonici che sono quelli più alla portata di tutti, perché ci sono anche sigilli molto più performanti in un certo senso, che attivano altezze vibrazionali importanti, hanno alti prezzi, si lavora in altre direzioni, però servono come, non dico parafulmine, ma come aiutino per limare un pochettino il karma. Poi ci sono anche, ad esempio, questo ciondolo che serve per proteggere, ad esempio, da criminali, stupri, furti e tante cose, perché questo ciondolo qui, amuleto, ha delle proprietà vibrazionali importanti. Comunque, la sintesi di questo video è che se qualcuno si trova in una situazione karmica complicata, al posto che cercare di fare da solo, che non potrà mai farcelo, perché il karma è praticamente un ticket, un biglietto che alla fine bisogna pagare. Per alcuni il karma è una benedizione perché lo salva da problematiche che se non avesse quel buon karma ci finirebbe dentro e scenderebbe in un basso strato. Quindi il mio consiglio è andate al sito capitano.archivista.org nella sezione sigilli che lo stiamo attivando, lo stiamo resuscitando, tra virgolette, dove spieghiamo le potenzialità di alcuni sigilli e vi ricordo che non tutti i sigilli vanno bene per una persona. Ad esempio, se una persona ha problemi lavorativi o litiga con gli inquilini, non è che il sigillo che va bene per, faccio un esempio, litigare per gli inquilini va bene per tutti, magari c'è un sigillo che serve per riattivare la dolcezza o i sogni migliori per stare più tranquilli e non litigare. Quindi anche chi andrà a vedere nel sito questi sigilli deve capire che magari nella ricerca o nell'indagine per cercare un sigillo adatto a lui, magari non andrà bene quello con la spiegazione, ma ne andrà bene un altro perché ha una carenza vibrazionale karmica in un altro punto. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e mi raccomando, 18:30 Sibilla Interattiva e Gratuita Marito Veneziano e questa sera con il De Garda alle 21 nel canale Marito Veneziano per le Sibille Interattive e Gratuite. Grazie, alla prossima, ciao!